Buongiorno a tutti. Allora, tanto faccio i complimenti a Giovanni, al presidente Giovanni Leoni e alla sua squadra per la recente riconferma. Faccio i complimenti anche a tutti coloro che mi hanno preceduto perché un po' mi aiutano anche ad alleggerire la relazione. Infatti man mano che parlavano spuntavo tutta una serie di punti. La traccia è quasi vuota, ma bene, nel senso che ci concentriamo soprattutto su quanto non è stato detto, perché è stato detto veramente molto, e utilizzerò le diapositive, per fortuna non le ho preparate, altrimenti dovevo scorrere dicendo questa non serve, questa non serve, questa non serve, non è mai piacevole poi fare le relazioni in questo modo. Partirei dall'inizio, nel senso che poi quello che è il ruolo dell'azienda sanitaria, di un direttore generale della sua squadra, non è tanto quello di commentare se funziona o non funziona, ma è quello di essere, come dice la norma, un ente strumentale del sistema e quindi mettere in atto quella che è la programmazione nella maniera più efficace possibile con le risorse che si hanno a disposizione e non con quelle che si potrebbero avere. Da questo punto di vista, però, tutto questo che abbiamo visto è anche oggi una grande opportunità. È una grande opportunità perché, come avete capito, sposta nel territorio finalmente l'attenzione di un sistema sanitario che per anni è, e lo è tuttora, fortemente incentrato sull'ospedale, sia in termini diciamo, di programmazione che di risorse, che anche di modelli organizzativi. Spesso nel territorio noi vediamo replicati i modelli organizzativi dell'ospedale. Oggi i numeri ne sono stati detti tantissimi e evito di dirne anch'io, ma oggi dati ufficiali di Agenas, il 70% circa delle persone che arrivano in ospedale ha una patologia cronica che non necessariamente necessita di ospedale o forse necessita in quel particolare momento per una riacutizzazione, ma poi deve essere gestita nel territorio. Questo spiega la pressione che oggi vivono gli ospedali, soprattutto certi settori, la difficoltà di spostare risorse dalla struttura ospedale, perché comunque è un sistema che non è che si possa alleggerire e sforbiciare, o chiudi o se è aperto deve funzionare. E la necessità di intercettare il bisogno prima che diventi un bisogno acuto. Introducendo un altro elemento di cui si è parlato un po' poco, che è quello della prevenzione, che è fondamentale. Il PNRR, il Next Generation EU, fa una riflessione puntuale sul tema dell'alfabetizzazione sanitaria, cioè quello che dovremmo fare, qui abbiamo anche i pediatri, già tra i giovani in termini di stili di vita, di alimentazione, di attività fisica, di attenzione alla propria salute, perché quelli che sono giovani sani oggi potrebbero essere persone con patologie croniche domani e avete capito insomma che la cronicità dopo i 65 anni, ahimè, è una costante abbastanza frequente e riguarda circa il 37% delle persone che hanno più di 65 anni. Oggi è così, fra 20 anni potrebbe essere qualcosa di diverso. Allora, tutto nasce con la pandemia. La pandemia è stato un acceleratore, il tema del calo demografico, della cronicità, esistevano chiaramente da prima, esistono da molto, i dati li abbiamo visti, quindi è un percorso lungo, però la pandemia in qualche modo è servita come acceleratore nel stimolare l'Unione Europea nell'introdurre un piano che non ha precedenti dal punto di vista economico, 648 miliardi di euro investiti in politiche che sono veramente a 360 gradi, dalla transizione ecologica e digitale alle strategie per il contrasto dell'isolamento sociale, alle strategie per la prevenzione piuttosto che per l'assistenza domiciliare. Di questi l'Italia è diciamo, il paese che ha beneficiato maggiormente, 191 miliardi di euro. US 4, mia azienda, ha 31 milioni di euro per tutto l'intervento sul territorio. Fate conto che è poco meno della metà del costo del nuovo ospedale pediatrico di Padova, che mi pare abbia 170 letti. Quindi è un ospedale di piccole dimensioni. Ma poi vi dirò qual è stata la riflessione che abbiamo fatto, perché chiaramente anche il titolo del convegno dice case di comunità, camici o mattoni, ci mettiamo anche un altro elemento che è il modello organizzativo piuttosto che l'integrazione tra camici.
e la riflessione fatta è stata quella di capire quale poteva essere la modalità migliore, più performante e più efficace rispetto al contesto sanitario locale, ecco il tema della programmazione locale, e i bisogni di un territorio che, come avete visto anche dalle diapositive, quello del Veneto orientale è un territorio molto vasto, lungo, con 3 ospedali, un distretto unico, una popolazione di 230.000 abitanti che però si spalma appunto in un'area che va da Cavallino fino praticamente ai confini con il Friuli, quindi una striscia di terra molto lunga. Da questo piano rivoluzionario l'Unione Europea ha chiesto poi a tutti i paesi di predisporre un piano attuativo che diventa il nostro PNRR con le famose 6 missioni e 16 componenti. Di queste 6 missioni 3 ci riguardano particolarmente. Parto da quella che forse viviamo come la più lontana, ma in realtà è fortemente anche rispetto a quello che diceva adesso la dottoressa Bonesso in chiusura, la missione 5, quella che riguarda i comuni, non il sociale, i comuni, quindi il sociale e il sociosanitario, perché sapete che il Veneto è una di quelle regioni con le 3 sociosanitarie, no, con le 2 S, è un modello che esiste veramente da decenni e che è un modello al quale molti si sono ispirati, pochi sono riusciti a fare qualcosa di simile. Da quel modello noi veniamo e transiterà adesso nella realizzazione degli ATS, degli ambiti territoriali sociali, che ci auguriamo tutti che funzionino bene, perché tanto meglio funziona il sociale, e la missione 5 finanzia tutta questa componente, tanto più sarà facile la vita per il sanitario e il sociosanitario, perché nel sociale gli interventi sono ad esempio quelli di contrasto all'utilizzo delle strutture per anziani, quindi investimenti ad esempio a contrasto per l'isolamento sociale, a favore della disabilità, per la realizzazione di appartamenti protetti e non solo, la realizzazione di case di riposo, interventi a sostegno dell'housing sociale, quindi che mettono assieme persone anziane e persone fragili, sulle quali poi chiaramente bisogna a volte intervenire anche dal punto di vista sanitario e sociale. Quindi quella è una partita molto importante che interessa da vicino le aziende sanitarie e la dimensione territoriale che comunque sta lavorando su questo fronte, ma sta lavorando prima ancora della missione 5 perché l'area del sociosanitario, come dicevo, esiste in Veneto da ormai decine e decine d'anni. L'altra missione importante sulla quale tornerò alla fine dell'intervento è la missione 1 che riguarda la digitalizzazione, il fascicolo sanitario elettronico, diciamo tutta la componente dell'informazione e del dato. Anche questa stiamo pensando a questa linea di intervento come una linea di intervento che riguardi la realizzazione del fascicolo, la possibilità di condividere i dati. All'interno di quell'area là c'è una dimensione che è fondamentale per l'assistenza territoriale, che sarà quella ad esempio che potrà sostenere la telemedicina, la teleassistenza, il telemonitoraggio, che sono però all'interno della missione 6, che è quella che appunto tratta di ospedali di comunità, case di comunità, eccetera. Ecco, questa missione 6 è quella che sicuramente ci riguarda più da vicino come addetti al settore. È una missione che ha 2 linee di intervento, da un lato le reti di prossimità e le strutture, e quindi la casa di comunità, ospedale di comunità, la centrale operativa, il numero unico. Dall'altro la digitalizzazione, la ricerca e l'innovazione. È quella linea dove ad esempio insistono tutte le grandi apparecchiature delle quali tutti nelle aziende in qualche modo abbiamo approfittato sostituendo apparecchiature vecchie e poco performanti con nuove tecnologie. L'altro elemento importante che arriva subito dopo l'approvazione del PNRR, qual è stato? È quello della riforma del territorio col DM77, che riprende i contenuti del PNRR e ribadisce però dal punto di vista organizzativo e diciamo operativo quello che dovrà essere l'assistenza nel territorio con le sue strutture. Ora bisogna dire a onestà del vero che la nostra regione da questo punto di vista, perché pensiamo che il PNRR è un piano nazionale, non è un piano regionale, il DM77 è una riforma nazionale, non riguarda il Veneto. Chiaramente nella dimensione nazionale c'è chi è un po' più avanti, c'è chi deve fare ancora del lavoro, c'è chi deve iniziare. La fortuna di questa regione è stata quella di aver iniziato
un pensiero, una programmazione nel contesto territoriale già qualche decennio fa, tant'è che se partiamo ad esempio da quella che è l'assistenza l'assistenza domiciliare agli over 65, che dovrebbe raggiungere almeno il 10% degli ultra 65 anni, il Veneto al 10% ci è arrivato da mo'. Oggi siamo in una condizione in cui alcune aziende sono all'11%, alcune aziende sono addirittura al 13% degli anziani presi in carico. Centrali operative territoriali, quindi quella cabina di regia che gestisce le transizioni, sono state avviate credo una decina d'anni fa in tutti i distretti del Veneto. Cure domiciliari, la prima delibera regionale che parla di cure domiciliari dei famosi 5 livelli è del 1982. Ospedali di comunità, la programmazione del 2019 definisce una programmazione di 2000 posti letto di strutture di ricovero intermedie, che sono ospedali di comunità, hospice e unità riabilitative territoriali. Quindi abbiamo il vantaggio di aver già fatto molto lavoro, altro ce ne rimane da fare. C'è il tema dei distretti, case di comunità e distretti. Allora il distretto nella normativa è una struttura amministrativa. Nella realtà veneta non lo è quasi mai una struttura esclusivamente amministrativa, dove c'è l'anagrafe, l'ufficio per la protesica e dove si va a cambiare il medico di medicina generale piuttosto che assegnarlo ex novo. Nella maggior parte dei casi, come nella realtà che dirigo io, il distretto è da anni una struttura che eroga servizi sanitari e sociosanitari. Quindi il pensiero nella programmazione locale è stato quello di concentrare queste risorse in quelle strutture che di fatto erano già strutture che vedono la presenza di personale sanitario per in qualche modo, tra virgolette, approfittare di questi finanziamenti per rimettere a nuovo o ampliare o realizzare nuove strutture in sostituzione di quelle esistenti, l'operazione che è stata fatta. Le 5 case di comunità che abbiamo nel territorio, è stato detto 6, valgono entrambi, però quelle finanziate dal PNRR sono 5. Una verrà realizzata con fondi aziendali, sarà la sesta, però quelle diciamo, ufficiali mappate dall'IM77 che saranno mappate, e sono mappate al PNRR, sono le 5 case della comunità che coincidono con le sedi distrettuali e subdistrettuali. Il pensiero è stato questo, quello di realizzare questo intervento in strutture dove di fatto abbiamo già operatori di area amministrativa, del comune piuttosto che dell'azienda, che operano nel sanitario e nel sociosanitario, dando un'opportunità di avere non solo ovviamente muri nuovi, perché chiaramente questo è uno degli elementi, ma di avere anche quelle tecnologie per la diagnostica semplice che dovrà essere una delle caratteristiche della casa della comunità, a spazi adeguati per avere gli operatori vicini, perché la prossimità facilita l'integrazione. Ovviamente questo non dovrà affatto significare che la prossimità, il concetto di prossimità verrà abbandonato, men che meno in una realtà come la nostra dove appunto il territorio è molto lungo. Quindi è chiaro che la casa della comunità diventa un punto aggregativo parliamo di case di comunità hub peraltro perché il PNRR finanzia le case di comunità hub e finanzia interventi su strutture pubbliche, non è stato detto, questo non è un particolare da poco perché la mappatura è stata fatta individuando, perché solo quelle potevano essere finanziate, strutture pubbliche, vuol dire o di proprietà dell'azienda o del comune, che poi con accordi, come è stato nel caso ad esempio di San Michele al Tagliamento, vengono date in concessione all'azienda sanitaria. Quindi nelle strutture hub si trova una concentrazione, l'avete visto, di servizi, di tecnologie semplici, di operatori, ma questo non significa chiudere tutto il resto, anzi tutto il resto in virtù anche di quella che è la condizione della popolazione che sta invecchiando progressivamente, che è sempre più sola, 10%, un dato abbastanza recente del Sole 24 Ore dice insomma, che il 10% degli anziani oggi vive da solo. Probabilmente in alcuni territori si è parlato del Bellunese, ma anche nel Veneto orientale non siamo molto lontani, né come indici di vecchiaia né come dispersione diciamo, demografica, probabilmente chi vive da solo porta le percentuali ad aumentare. In quei casi, quando si dice equità nell'accesso ai servizi, non si pensa alla persona anziana che deve poter andare al distretto, alla casa della comunità o in un'altra struttura, ma si pensa al servizio che deve arrivare a casa dell'anziano. Come? Con l'utilizzo anche delle tecnologie. Nei paesi
asiatici in questo momento, che non hanno assolutamente il problema della carenza del personale anche infermieristico, anzi hanno una disponibilità più alta di professionisti rispetto al loro fabbisogno. Da alcuni anni sono in corso importanti finanziamenti proprio sull'utilizzo della telemedicina, delle tecnologie, per rendere disponibile la sanità a domicilio delle persone. È ovvio che in casa di un anziano non potremo mai pensare di posizionare il monitor, il dispositivo multiparametrico e chissà quale altro marchingegno con tutta una serie di bottoni e di tasti. L'anziano deve avere un pulsante da schiacciare quando ha bisogno o qualcosa al collo piuttosto che al polso che registri tutta una serie di dati e li trasmetta da qualche altra parte, dove l'operatore sanitario può capire se questo dato è un dato diciamo, ordinario, fisiologico o richiede un intervento. Negli Stati Uniti, un esempio che piace molto riportare, negli Stati Uniti c'è non un ospedale, ma una struttura con 330 operatori, medici e infermieri, un Mercy Hospital, lo chiamano loro, nel Missouri, che non ha nessun paziente ricoverato. I pazienti sono tutti o a casa o in altri ospedali. Questi 330 operatori fanno solo telemedicina, teleconsulto e telemonitoraggio da remoto di pazienti che stanno distribuiti in un territorio molto ampio. Anche gli Stati Uniti, pur non sembra così, hanno un importante problema di carenza di personale di assistenza, per altre logiche che non sono quelle nostre, diciamo italiane o anche europee, perché non è che l'Europa se la passi molto bene, e stanno investendo molto sulle tecnologie per far fronte alla carenza di personale. Poi quando avremo il personale probabilmente potremo anche fare qualcosa di diverso, ma in questa fase, se non cominciamo a fare un ragionamento serio sull'utilizzo delle tecnologie, probabilmente dovremo garantire l'assistenza senza avere gli uomini per farla o le donne, e quindi è chiaro che la tecnologia ci può aiutare e anche magari evitare tutta una serie di attività che oggi potrebbero essere improprie. Ricordo ad esempio un dato su tutti, che nell'assistenza domiciliare buona parte del tempo è dedicata alla percorrenza, quindi non è assistenza, è tempo indiretto che viene utilizzato come vale anche per i medici quando vanno a domicilio. Il percorso per andare a domicilio non è un percorso di assistenza, ma è un percorso che deve essere comunque reso disponibile per poter arrivare al paziente. Ecco, questo PNRR e anche il DM77 dicono due cose fondamentali sulle quali noi siamo spesso concentrati sulla prima, cioè luogo fisico, siamo d'accordo, i finanziamenti vanno alle strutture, alle macchine, alle tecnologie, alla digitalizzazione, all'informatica, non vanno alle risorse, ma è anche un luogo dove si organizza l'assistenza, dove ci si integra, dove si pianifica, dove si prende in carico il paziente cronico, è il luogo dove si assicura l'assistenza primaria e quindi si riprende quel concetto che stava ancora nella vecchia 502, quindi una riforma che ha qualche anno di vita, è il luogo dove si erogano i servizi primari, sanitari e sociosanitari. Ecco, dovremmo porre attenzione soprattutto a questo aspetto, perché come è stato detto fare i muri è anche facile, misurarli, metterli diciamo a punto è anche semplice. L'aspetto più difficile che noi, la sfida più importante che noi abbiamo è realizzare il modello organizzativo che non può essere quello attuale, ma deve essere qualcosa di diverso per la gestione in queste strutture dei pazienti cronici o fragili in generale, e quando dico cronici o fragili il pensiero va subito agli anziani, però abbiamo le nostre aziende gestiscono altri contesti di fragilità, pensiamo alla disabilità, alle dipendenze, alla salute mentale, a tutta l'area dei minori a rischio, quindi sono settori che stanno e devono trovare una risposta nell'azienda, non è detto che la trovino all'interno della casa della comunità, che non è necessariamente un punto erogativo. Ecco, qualcuno pensa che nella casa della comunità ci deve entrare tutta la neuropsichiatria, tutta la salute mentale, tutto il consultorio, tutti i poliambulatori. È chiaro che a quel punto serve probabilmente non 5 case a comunità, ma 5 grattacieli dove metterci dentro tutte queste attività. Il rapporto con queste strutture è funzionale, possiamo avere un punto di accesso unico ed è quello che uno diciamo, dei servizi più importanti che devono essere realizzati è questo punto di accesso unico che orienta e informa il cittadino
ma non necessariamente tutti i servizi vanno all'interno di questa struttura, possono tranquillamente rimanere dove sono, o di prossimità o di centralità, importante che poi ci siano. Ecco, un aspetto importante è proprio questo, la casa della comunità è una struttura dove la persona trova una risposta. Molto spesso nelle aziende anche i nostri dipendenti non hanno consapevolezza dei servizi che abbiamo messo in campo, no? E quindi questo è un limite che deve essere superato, innanzitutto con i professionisti che devono sapere quello di cui dispone l'azienda e che può essere messo a disposizione, e poi con l'utenza che quando arriva non deve sentirsi dire provi ad andare di là, provi ad andare sopra, provi ad andare al primo piano, vada al pronto soccorso. Deve trovare una risposta che non è detto che sia un'erogazione di servizio, ma una risposta rispetto al servizio che deve essere attivato per quello, per quei problemi di salute. Deve trovare una presa in carico, e questo riguarda chiaramente i pazienti cronici, cioè la capacità da parte di qualcuno o di più persone di definire un percorso all'interno del quale il paziente, fragile o cronico che sia, si sta muovendo, ma qui sto dicendo cose, insomma, una platea di professionisti che sono assolutamente anche scontate. L'altro elemento in qualche modo facilitante dovrebbe essere questa apertura nelle 24 ore per alcuni servizi e nelle 12 ore per altri servizi. È un modello che conosciamo perché attraverso ad esempio le medicine di gruppo integrate o in molti servizi aziendali, penso all'assistenza domiciliare, l'apertura nelle 12 ore o nelle 24 ore con la continuità assistenziale c'è già. Molto spesso non è ben coordinata, e questo va detto, molto spesso c'è una frammentazione tra un servizio e quell'altro che segue, e quindi questo è un limite sul quale dobbiamo lavorare, non tanto preoccuparci delle 24 ore che abbiamo già, quanto come questa continuità non è solo, diciamo, sull'orologio, ma è anche nella presa in carico della persona. E chiaramente quando parliamo di continuità parliamo di confronto tra professionisti che devono poter dialogare, devono poter comunicare direttamente o indirettamente rispetto a un caso da seguire. Ecco, la casa di comunità deve essere vista da questo punto di vista come un'opportunità, un luogo sì fisico che dà le opportunità ai professionisti di potersi trovare, incontrare o dialogare con professionisti che non sono lì per discutere del caso in questione. Saranno dotate di tecnologie diagnostiche semplici, ma qua non stiamo dicendo nulla di straordinario, perché si parla dell'ecografo, si parla dello spirometro, si parla della rilevazione del tracciato elettrocardiografico, quindi non stiamo parlando di TAC, di risonanze di un ospedale bis, ma stiamo parlando di tecnologie che dovrebbero essere già a disposizione di quella che è una struttura poliambulatoriale con una certa struttura. Dei servizi specialistici, come diceva Pio Attanasi, servizi specialistici che hanno un ruolo fondamentale nel garantire, nell'erogare il servizio di primo livello. Servizi che devo dire fortunatamente nell'azienda che dirigo stanno andando molto bene grazie alla disponibilità dei professionisti dipendenti, dei SAI piuttosto che dei liberi professionisti. Oggi per noi il problema sull'attività specialistica, più che trovare specialisti, è trovare gli spazi per far lavorare tutti, perché molto spesso abbiamo problemi nell'apertura delle aziende di avere professionisti che magari hanno bisogno di uno spazio in più per poter lavorare. Quindi anche queste sono soluzioni che possiamo andare a trovare all'interno del PNRR. Allora, sicuramente tanti limiti, tanti vincoli, ma anche tante opportunità che dobbiamo saper cogliere e massimizzare. Rapidamente le 5 strutture della mia azienda, e vado alla chiusura, sono per l'appunto 5. L'individuazione è stata fatta proprio pensando alle caratteristiche diciamo orografiche del territorio. L'investimento è stato fatto nelle sedi subdistrettuali che già erano nate con la logica di portare verso la periferia tutta una serie di servizi. La periferia è quella in questo momento più lontana rispetto agli ospedali e rispetto alle strutture poliambulatoriali, quindi le aree dove più difficilmente le persone, non i piccoli comuni ma i comuni di medie dimensioni, che per noi sono dai 12.000 abitanti fino ai 20.000 abitanti, hanno più difficoltà a doversi spostare. E quindi è stata individuata Cavallino, che è l'unica nuova struttura
ma che poi vedrà entrare le 2 strutture subdistrettuali che sono già presenti in quel territorio, quindi approfitteremo di questa condizione per spostare tutto quello che sta in 2 sedi, che è già operativo all'interno della nuova struttura, che avrà anche il punto di primo intervento. Anche questa è un'opportunità, avere il punto di primo intervento, la specialistica ambulatoriale, gli ambulatori di una medicina di gruppo che già è presente, e l'assistenza domiciliare, i servizi sociali del comune e l'attività amministrativa. È una grande opportunità per quei 13.000 abitanti del territorio. Chiaramente è una struttura che non può servire Jesolo piuttosto che Eraclea, ma sicuramente dà una risposta in un territorio che è molto periferico. La seconda è a Jesolo, nel distretto che è all'interno del perimetro dell'ospedale. La terza è a Caorle, nell'attuale distretto che è anche sede del punto di primo intervento ed è già sede di una medicina di gruppo semplice, quindi struttura distrettuale già esistente che verrà ampliata. San Michele al Tagliamento, per lo stesso motivo di Cavallino, abbiamo individuato l'estremo oriente dell'azienda e quindi la parte più lontana rispetto alle strutture esistenti. Con un accordo tra Comune e Avis abbiamo acquisito una struttura che era comunale e abbiamo ampliato l'attuale sede distrettuale per portare dentro tutte le attività sociosanitarie e sociali che non erano all'interno di quella struttura. San Michele a Tagliamento per noi è una posizione molto strategica perché un ponte di là c'è il Friuli e quindi per contrastare anche il passaggio fisiologico dei residenti verso il Friuli, la fuga, chiaramente abbiamo posizionato i servizi specialistici di base in quel comune e diciamo, i risultati ci stanno dando ragione. Poi abbiamo San Donà di Piave che è un altro grande intervento, 4 milioni e mezzo di euro, dove ristrutturiamo l'attuale sede distrettuale che ha già tutti i servizi previsti dalla Casa di Comunità, ma con un raddoppio dei volumi perché porteremo lì dentro buona parte della specialistica che oggi è all'interno dell'ospedale, perché chiaramente l'altro elemento che la pandemia ci ha ricordato è che tutta l'attività che viene erogata per esterni possibilmente non dovrebbe essere erogata all'interno dell'ospedale, quindi o ai bordi dell'ospedale o in periferia o al di fuori dell'ospedale. Le soluzioni organizzative che poi vediamo diciamo nella concretezza non sono sempre allineate con quelle che sono le disposizioni del decreto ministeriale, che ad esempio stabilisce che ci debba essere anche il punto prelievi. Per almeno 2 situazioni il nostro punto prelievi è già presente all'interno dell'ospedale a 50 metri dalla casa della comunità, per cui rimarrà dov'è e ci sarà un collegamento funzionale, nel senso che in casa di comunità si possono prenotare, si può prenotare l'accesso al punto prelievi, si possono scaricare i referti, ma non ci pensiamo di spostare un punto prelievi che è grande realizzando una struttura nuova quando ne abbiamo una già nuova. Anche qua un minimo di, chiamiamolo buonsenso organizzativo, di razionalità vuole che le risorse non si sprechino, quindi se hai già una struttura funzionante e che risponde ai requisiti non ne devi creare un'altra nuova giusto per dover spendere il finanziamento che ti è stato dato. Questo è il modello e chiudo. In questo modello, ripeto, l'attenzione sulla quale noi tutti come professionisti dobbiamo veramente fare un ragionamento approfondito sarà quella invece dell'utilizzo delle tecnologie che ci permetteranno di portare la salute a casa dei pazienti o negli ambulatori periferici o in tutte quelle strutture che devono rimanere in piedi, che non sono nelle case di comunità, per garantire il collegamento tra professionisti, tra professionista paziente, tra infermiere e assistito, tra medico e assistito, perché la tecnologia, questa componente che si avvale anche dell'intelligenza artificiale, ma che è essenzialmente una componente di telemedicina sulla quale insomma credo che si sappia già veramente molto, può fare la differenza soprattutto in questa fase storica che abbiamo davanti, dove non sempre avremo la possibilità di avere la persona fisica presente a casa del paziente o in quel determinato ambulatorio. Questo ci consentirà di fare l'esperienza. Siamo forse fisiologicamente molto restii a quella che è l'innovazione. L'Italia è il paese un po' più arretrato rispetto alla componente digitalizzazione, lo è anche rispetto all'utilizzo dell'informatica piuttosto che strumenti analoghi, però questa è una grande occasione per accelerare quel gap probabilmente legato forse più che a una cultura anche a un pensiero che ci porta per cultura
tipica dell'italiano a utilizzare molto il linguaggio diretto, la relazione diretta e non mediata, ma che in questo caso, diciamo, essendo una comunicazione anche di tipo professionale e scientifico, deve essere necessariamente sostenuta da tecnologie che sono a disposizione e che sono assolutamente valide. Grazie.